Casolari a fuoco nella notte appena trascorsa ad Eraclea, in via Fagiana, l'incendio in una struttura che fa parte di un'azienda agricola, con l'intervento dei pompieri avvenuto nell'immediatezza del fatto intorno alle 3 del mattino, arrivati in forze con 21 operatori in totale, provenienti da San Donà di Piave, Portogruaro, Mestre e Caorle. Per le operazioni di spegnimento impegnati un carro schiuma, autopompe, autobotti e l'autoscala. Nell'incendio fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita. Le fiamme hanno bruciato una vecchia costruzione che era utilizzata soltanto in parte. Il piano terra era adibito a lavori di piccola manutenzione, mentre nella parte superiore c'era il vecchio alloggio un tempo abitato dal custode dell'azienda. Le operazioni di completo spegnimento e bonifica sono terminate all'alba, necessari ulteriori approfondimenti per accertare le cause del rogo.